Si sono conclusi gli eventi estivi organizzati dall'amministrazione comunale di Porto Empedocle dal tema Porto Empedocle, città in movimento, fortemente voluti dal sindaco Ida Carmina. Tra queste l'inaugurazione del nuovo campo sportivo interamente ristrutturato che ha visto la presenza del giocatore di fama nazionale Totò Schillaci. Quindi nella giornata di domenica presso la villetta di via Catania all'altipiano Lanterna l'installazione di una targa ricordo in memoria del grande professore Pasquale Riguccio, maestro di musica, allietata anche dalla presenza della banda musicale guidata dal maestro Franco Scibetta. A seguire l'inaugurazione dell'impianto di illuminazione attorno alla torre Carlo V, una zona riqualificata intorno alla struttura portuale. Quindi nella giornata di giovedì un seminario sullo sviluppo del porto che ha visto la qualificata presenza di autorità civili e militari come Pasqualino Monti, presidente dell'autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, del sottosegretario Giancarlo Cancellieri, dell'ammiraglio Alessandro Vittorio. È inserito nelle attività del FLAG Il Sole e l'Azzurro, previsto anche uno show cooking sui cibi del maestro Montalbano, la cucina di Nenè, presente nei suoi romanzi, fatta la domenica sera, curata dalla Euroform, Scuola di Arti e Mestieri. Quindi gli spettacoli musicali svoltisi in piazza Kennedy, che sono stati recuperati dopo il blocco dovuto al Covid-19 dalla regione siciliana, che ha visto la presenza di centinaia di persone che hanno assistito agli eventi musicali, quelli del sabato sera, con la scuola di ballo Baila Conmigo. Súbelo, súbelo, questa musica me encanta. DJ, súbelo, súbelo, porque ya tú sabes, te quedaste afuera, te botella. Quindi l'esibizione della domenica sera di Rino Ciofalo, che con il suo vasto repertorio ha allietato la serata dei presenti, fornendo una performance di alto livello musicale. Rino Ciofalo ha cantato ai presenti il suo vasto repertorio musicale che negli anni ha accumulato insieme ai suoi brani più cantati, accompagnati da una musica band empedoclina. Ricorreva proprio ieri il suo 30° della morte, è il professore Calogero Sanfilippo. Lo vorrei ricordare insieme a voi, tutti noi della musica, ma voi concittadini di questo illustre pianista, cantautore, un musicista straordinario, nonché una persona per bene, Calogero, ovunque tu sia. Ti regaliamo queste note dal profondo del nostro cuore. Quindi non mi rimane che augurarvi a tutti voi un buon concerto e soprattutto con tanta musica, di aria e musica. È la canzone del Severo.